bla 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 bla. Bla bla. È andata bene a Genio, riemerso dopo essere finito sott'acqua. Ma se questa storia non fosse un cartone animato? Per ridurre al minimo il rischio alluvioni vengono realizzate tutta una serie di opere idrauliche assolutamente importanti, tra di esse i bacini di laminazione. I bacini di laminazione non sono altro che dei parcheggi temporanei per l'acqua in eccesso. Vicino ai fiumi e ai principali corsi d'acqua del Veneto vengono individuate delle aree, generalmente utilizzate a fini agricoli, che vengono perimetrate da argini in terra battuta esattamente identici agli argini dei principali corsi d'acqua del Veneto. Quando arriva la piena e il livello del fiume si alza, anziché assistere all'esondazione del fiume che va a impattare nei centri abitati, vengono aperti questi bacini di laminazione, allagati temporaneamente, dopodiché quando è passato il colmo di piena e il livello del fiume torna a scendere vengono svuotati. I bacini di laminazione evitano che l'esondazione avvenga in maniera incontrollata, provocando danni sia alle cose che alle persone. Si allaga un'area che è vocata a livello agricolo o ad altri scopi, ma non a insediamenti di attività produttive o di abitazioni. In questo modo si evitano danni a cose e persone e si consente di avere una sicurezza maggiore rispetto a quella che si avrebbe senza la realizzazione di questi bacini, di questi interventi così importanti. Il rischio zero non esiste, ma ridurlo si può.